scienziato. Un pescatore e un scienziato erano frati. Uno aveva studiato ed era scienziato. L'altro, quando era caruso, lo chiamavano testone, perché le cose nella testa non ci facevano. E il maestro lo gettava fuori ore, quatti e momenti. Suo padre, pescatore di Lenza, era seppiato quello e a un certo punto a scuola non ci fece più e si buttava a mare. E fu così che Giovanni diventò pescatore come a suo padre. Pasqualino, l'altro figlio, grande studioso, si laureò e se ne andò a Milano. Uno diventò scienziato studioso degli stilli. Li conosceva tutti e sapeva magari il nome. Giovanni, invece, ne conosceva occaduna, che è più importante come la stella polare. Pasqualino, in mese d'agosto, tornava in Sicilia quasi sempre per passarsi le ferie. Nonno ci venne il desiderio di ir a pescare con suo frate e a così fu. Pararono di sera e da un giro di mezz'ora erano già andati a sicca, uno si pigliano i sauri, gli opi e i sciumi. Mentre Giovanni calava a lenza, Pasqualino guardava fisso il cielo chino di stelle, che specialmente senza luna si vedevano più meglio. Che fai? Ci domandò Giovanni. A mucchi, passolone, dammi una mano e cerca di tenere la vacca ferma. Pasqualino obbediò, ma lo stesso cominciava a parare. O vedo, frate, tutte le stelle che tu vedi, milioni e milioni sono. E la maggior parte, anche se pare che ci sono, in effetti già morirono, scoppiarono, che al loro posto c'è un bortoso nido. Giovanni lo guardavo nella faccia e ci veniva di dire, ma che un cucchi? Che pensavo, se suo frate invece di essere diventato più intelligente era scimunito con troppo studio. Essi, picchiando paese, secondava sempre di certi giovani che erano diventati scemi e pazzi per questo motivo. Dice bene io che non ci posso ir a scuola, pensavo nella sua testa. E Pasqualino, continuando a parare, ci disse: tante delle stelle sono lontane miliardi e miliardi di chilometri. E se tu, puta caso, ci avessi mezzi per poter girare, tempo che arrivi non ci sono più. Ci sono stelle che sono vicine e stelle che sono lontane. Una che è vicina è distante circa 20 anni luce, e chi è più lontano, che non è una stella ma è una galassia, è a circa 13 miliardi di anni luce. La Luna, che non è una stella, è distante un secondo luce, e vuol dire che se tu potessi ir alla velocità della luce, che è impossibile, dice Einstein, fosse sopra la Luna un secondo. Ma che stai incucchiando? Ci rispondeva Giovanni. Da un secondo io fosse sopra la Luna? A sto punto, sai che ti dico? Che io venisse da chi che ti sta vendendo luce di essere sicuro di tornare prima che moro. E Pasqualino, sì, hai ragione, frate. E ti aggiungo che se tu tenissi da stilla che ti sta vendendo luce, tornassi qua fra 40 anni, a me mi trovasse vecchio, con bastone, e tu invece fossi giovane quasi come sei ora. Ah, buono, chi sto pazzo è? Pensavo Giovanni. E è meglio che peschiamo e lasciamo ir queste discorsi, perché io faccio per mestiere e tu veniste a mare per divertimento. Pasqualino capivo che suo frate non aveva caputo niente e si zittì. Quando tornare a casa, Giovanni, tutto preoccupato, io a parare con sua cognata milanese, a muccione di suo frate, e ci disse: ma tuo marito non è il numero? A me mi pare che tutti questi studi ci fecero male.
è meglio che ci fai vedere a un dottore specialista di pazzi. Sua cognata, scienziata pure ida, si fece contare tutte cose e dopo si cercava di risate. Giovanni lasciava un giudice e pensavo che sicuramente era pazza pure ida. A così fu che di 2 anni in poi, quando Pasqualino veniva in ferie, Giovanni a suo frate non sopportava più a mare. Questo è un fatto inventato di mia e perciò è inutile che vi spuzzate tutti per capire e insettare cosa sono i protagonisti.